Allora, buonasera. Questa serata è molto importante per noi perché è stato un grande sforzo per riuscire a arrivare fino ad oggi. Le ragazze dell'associazione si hanno impegnato tantissimo per riuscire a mandare avanti questo evento. E, come dicevo prima, la nostra cultura sappiamo che è così ricca che noi volevamo portare un pezzo del nostro cuore e della nostra cultura a voi, perché sappiamo che siamo capaci di portare avanti questi tipi di eventi, portare avanti il nostro arte. Quindi assieme con un bel gruppo di artisti che ci hanno accompagnato e che abbiamo cercato di trovare le persone che sapevamo che vi potevano dare il massimo della loro espressione. Quindi qui intorno con tutte le opere e giù che abbiamo il murales che ha realizzato il nostro amico Israel. Ci dica un paio di parole. Grazie Nelly, abbiamo stravolto la scaletta, ma va bene lo stesso. Io innanzitutto ringrazio tutti voi di essere venuti stasera in questa location che, come avete visto, è a dir poco splendida. Si affaccia sulla Marmilla, ci dà modo di vedere molto di quello che il nostro paesaggio ci offre, ci dà anche la possibilità di riflettere tantissimo sulle risorse dall'incommensurabile valore che abbiamo. Devo ringraziare in particolar modo l'Associazione Quezzalli e la cooperativa Il Seme per aver organizzato un'iniziativa di questo genere, tutti gli artisti, perdonatemi se mi dimentico qualcuno, ma siete veramente tanti e siete stati veramente bravi. C'è stato un simposio, questo simposio internazionale, che è stato fantastico, è entrato nelle dinamiche del paese di Gonostramazza e della comunità in maniera anche molto rivoluzionaria, se così si può dire. Tutta la fase di progettazione di questo intervento unito un po' e inserito in un contesto molto più ampio che è legato alla progettualità di questo luogo e di questa serie di iniziative, cioè far diventare di nuovo questo luogo un punto di riferimento per lo sviluppo del territorio, far diventare innanzitutto la progettualità in campo sociale e in campo culturale gli elementi fondanti e certamente fortemente condizionanti lo sviluppo locale. Certamente uno sforzo che sta caratterizzando un po' una rete di associazioni che sta sviluppando nel nostro territorio, già oggi è una dimostrazione. In questo bellissimo luogo, in questa bellissima iniziativa c'è stato un crescendo di unione fra diverse associazioni che hanno animato un po' i diversi interventi che sono stati vicini agli artisti nel definire, quasi nel modellare quelle opere. Poi sono stati il punto di riferimento principale di questo Cantieri di Libertà. I Cantieri di Libertà appunto perché si ripartiva da quell'elemento, la libertà, che certamente non può trovare in sé quell'elemento partecipativo che certamente la condiziona fortemente. Perciò io non posso che essere tranquillo e contento di me stesso. Cara mamma, vorrei proprio abbracciarti stretta stretta, perché sentissi quanto ti voglio bene e come vorrei consolarti di questo dispiacere che ti ho dato, ma non potevo fare diversamente. La vita è così, molto dura, e i figli qualche volta devono dare dei grandi dolori alle loro mamme, se vogliono conservare il loro onore e la loro dignità di uomini. Ti abbraccio teneramente, Nino. Ti scriverò subito da Roma. Dì a Carlo che stia allegro e che io ringrazio infinitamente. Baci a tutti.